Buonasera da Sicilia 24, i principali argomenti del telegiornale di oggi. Pedopornografia online, i file su Signal scoperti da Meter. Don Fortunato Di Noto dice sono bimbi abusati 2 volte. Macchia di giarre nel fango, residenti ancora in allarme dopo allagamenti e danni, dito puntato contro le istituzioni, mai fatta prevenzione. Denise Pipitone, a 20 anni dalla sparizione della bimba da Mazzara del Vallo, il padre legale torna a chiedere la riapertura delle indagini. Fondi PNRR destinati alla digitalizzazione e all'ecologia usati per scopi diversi, 4 indagati a Palermo. La Fiera dei Morti a Catania si farà, è in allestimento nel parcheggio scambiatore Fontana Rossa, aprirà i battenti domenica e chiuderà il 4 novembre. Calcio, il Catania punta alla vetta, cruciali per i rossazzurri le 3 sfide in una settimana contro il Latina, Inglese si candida per una maglia da titolare. Ancora ben trovati, il tema della pedopornografia online, l'associazione Meter di Don Di Noto, sempre attiva in questo senso, scopre un grosso archivio con centinaia di migliaia di file in un link sulla piattaforma Signal. Sentiamo Francesco Aloi. Un livello di privacy che è insuperabile. Lo leggiamo nella presentazione di Signal, una piattaforma di messaggistica super sicura che sta diventando la roccaforte di chi diffonde contenuti pedopornografici. Ma quando ci sono dei pedocriminali che hanno già leso la dignità dei bambini, non possiamo noi tollerare minimamente che c'è l'esaltazione di una attenta privacy. In poche ore sono 46 i link che Meter ha segnalato alla polizia postale, decine e decine i gruppi monitorati. In uno di questi la scoperta che Don Fortunato mai avrebbe immaginato di fare: 1,5 terabyte di video e foto, quasi 150.000 file con materiale pedopornografico, mai così tanti trovati in una sola volta. Su Signal ci sono dei gruppi dove si trafficano anche i bambini ancora appena nati, abusati, realmente abusati, o dall'altra parte il fenomeno della pedomama, dove c'è un ingente materiale, dove ci sono delle donne che abusano di bambini neonati. Massima attenzione soprattutto ai più piccoli e denunciare sempre. È il facile vademecum da seguire, con la speranza che Signal collabori per mettere fine a questi reati. Don Fortunato se lo augura tanto. Ci appelliamo veramente all'amministrazione di Signal, dove è necessario prendere dei provvedimenti. La Polizia Postale di Catania ha arrestato in flagranza di reato un 31enne residente in provincia, trovato in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico. Gli inquirenti hanno ricevuto la denuncia da parte della madre di una ragazzina di 12 anni, mentre l'associazione Meter ha scoperto, come abbiamo sentito dal servizio, questo grande archivio di materiale pedopornografico. E adesso cambiamo assolutamente argomento. Dopo la pioggia torrenziale, Giarre guarda con preoccupazione ai torrenti. Siamo andati a Macchia, dove i cittadini puntano il dito contro le istituzioni. È andato per noi Tonino De Mana. L'osservato speciale ed il pericolo numero 1 era il torrente Macchia, ma ad esondare è stato il Continella, decisamente più piccolo ma ugualmente abbandonato. In un modo o nell'altro Giarre ha rivissuto l'incubo del marzo 1995, quando a causa di intense precipitazioni si contarono 3 morti e decine di feriti. Lezioni mai servite in nome di una prevenzione inesistente, perché di mezzo ci sono rimpalli di competenze tra enti. A doversi occupare della pulizia del torrente Macchia a Giarre dovrebbe essere l'autorità di bacino, ma da queste parti gli unici mezzi in movimento sono sempre quelli degli incivili, che nell'alveo scaricano ogni cosa trasformandolo in una discarica a cielo aperto. Prima io ci butto le cose, perché la gente, se siamo in Germania abbiamo paura della legge tedesca, come arriviamo a Macchia siamo così. Così come? Peggio. È una giungla, è un pallone. Prima veniva pulito, ora non viene pulito più, ogni 5 anni. Da queste parti il pericolo è in ogni stagione. Il torrente è diventato una discarica e quindi molta gente butta tutto quello che deve buttare e poi magari arriva qualcuno e dà fuoco. Decisamente diversa la situazione negli anni 50.
negli anni 50 era pulito, perché la gente ci lavorava, giusto? C'erano i contadini, facevano i muri, facevano i seioni di contenimento, meno male era curato. È colpa dei cambiamenti climatici? La risposta sta nella saggezza di quest'uomo. Non è che ora è la colpa ora solo del cambiamento climatico. È colpa dell'uomo. Certo. Allarme arsenico sulla riviera ionica del Messinese. Il cantiere per la realizzazione del raddoppio ferroviario di Webuild avrebbe liberato tonnellate di materiale di scavo con una quantità superiore alla norma della sostanza, e le piogge degli ultimi giorni hanno fatto disciogliere tutto. Francesco Triolo. L'allarme è stato lanciato dai sindaci dei paesi di Roccalumera, Nizza di Sicilia e Dalit Terme, Giuseppe Lombardo, Alessandro Interdonato e Tommaso Michalizzi, e il caso è arrivato sino all'Ars con una convocazione alla 4ª Commissione Ambiente e Territorio, ma anche in Parlamento. La deputata Stefania Marino del Partito Democratico ha presentato un'interrogazione al Ministro della Salute Orazio Schillaci chiedendo quali misure intende adottare e che si faccia chiarezza in merito allo stoccaggio dei materiali. La Marino ha evidenziato come la scelta del Consorzio di depositare temporaneamente il materiale al villaggio Urra a Contesse, a Messina, una zona densamente abitata a poche decine di metri dal mare, abbia suscitato non poche perplessità e che nel cantiere di Nizza di Sicilia vi siano circa 14.000 tonnellate di materiali con concentrazione di arsenico superiore ai limiti stabiliti dalla normativa e non stoccati in vasche chiuse, tanto che lo stoccaggio da oltre 3 mesi senza adeguate misure di contenimento non solo può avere contaminato l'ambiente circostante, ma anche le falde acquifere. Sulla vicenda e su sollecitazione proprio del sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo, che è anche deputato all'Ars, si stanno muovendo sia l'ARPA che l'autorità di bacino, perché il pericolo è proprio quello che l'arsenico sciolto dalla pioggia degli ultimi giorni possa penetrare nelle falde acquifere della zona. A Catania la denuncia dell'associazione Addio Pizzo, che ha ricevuto 5 bonifici fatti da mafiosi. Vogliono sconti di pena grazie alla legge Cartabia, dicono. Emanuela Corsi. 5 bonifici per un importo complessivo di 3.500 euro a favore di Addio Pizzo Catania. Nulla di strano se non si trattasse di donazioni strumentali fatte da soggetti di spicco della mafia catanese con lo scopo di avere uno sconto di pena previsto dalla cosiddetta riforma Cartabia. A denunciarlo è la stessa associazione che, di fronte alle donazioni di dubbia e discutibile provenienza, critica le norme che permettono sconti di pena facili agli autori di gravi reati. La possibilità data dalla legge di riforma di giustizia Cartabia di poter accedere a sconti di pena a chi si è macchiato di reati gravi, quali per esempio quello dell'estorsione, inviando un bonifico a un'associazione come la nostra, è per noi del tutto inaccettabile. Vorrei ricordare che un paio di anni fa abbiamo raccolto circa 8.000 firme e depositato una proposta di legge alla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica proprio per evitare sconti di pena a chi fosse condannato per reati gravi. Ciò che ci preme sottolineare, dice l'associazione, è che non siamo assolutamente disponibili per il futuro ad accettare simili donazioni, diventando strumento di un sistema procedurale frutto di scelte politiche scellerate che non condividiamo. Con questi 3.500 euro ricevuti, Addio Pizzo pensa di realizzare progetti a favore della collettività, che verranno comunque resi noti. La restituzione del denaro, infatti, non avrebbe impedito ai benefattori di ottenere gli sconti di pena. Il padre legale di Denise Pipitone, scomparsa da Mazzara del Vallo nel 2004, torna a chiedere la riapertura delle indagini sulla sparizione della figlia, quella bimba che lui per 4 anni ha cresciuto ed amato. Sentiamo Laura Spanò. Si torna a parlare del caso Denise Pipitone, la bimba scomparsa misteriosamente da Mazzara il 1 settembre del 2004. Tony Pipitone, padre legale di Denise, torna a chiedere la riapertura dell'indagine sulla scomparsa della figlia. L'inchiesta era stata archiviata dal GIP su richiesta della Procura di Marsala. Pipitone è l'ex marito della madre di Denise, Piera Maggio, che ormai da 20 anni chiede di sapere la verità su quanto accaduto alla bambina. Non posso dire se ci sono elementi nuovi perché la Procura non ha ancora provveduto sulla nostra istanza, ha commentato il legale di Pipitone, l'avvocato Luisa Calamia. L'istanza però fa presupporre che ci siano circostanze inedite sul caso, anche perché la novità è elemento indispensabile per una riapertura dell'inchiesta. Della richiesta di riapertura si era parlato a maggio scorso. L'istanza presentata al Tribunale di Marsala dall'avvocato Calamia era accompagnata da una dettagliata relazione redatta da un team di esperti, l'investigatore Giuseppe Asero, la consulente Katia Sartori
investigatori e la criminologa Antonella Pesce Delfino ed era fondata sulle 3 relazioni dei consulenti e su un gran numero di documenti allegati. Allora la richiesta della riapertura delle indagini non era stata presa bene dalla madre biologica di Denise, Piera Maggio, né da Pietro Pulizzi, papà naturale di Denise. Tony Pipitone è presidente dell'associazione no profit I Bimbi Scomparsi nel Cuore, ente del terzo settore. 4 indagati e 2 società palermitane finiscono in una inchiesta coordinata dalla Procura europea. Secondo l'accusa avrebbero usato €1 milione per fini diversi da quelli previsti dal piano. Sentiamo Maglio Viola. I fondi europei del PNRR, il piano per la ripresa e la resilienza nato in Europa in tempi di Covid, in Sicilia venivano usati per scopi diversi. Almeno da 4 imprenditori che sono adesso finiti sotto accusa da parte della Procura europea al culmine di una indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo. Si tratta di fondi destinati alla transizione digitale, ecologica ed energetica, utilizzati invece per altri scopi, ma soprattutto i 4 indagati avrebbero rendicontato fra i fondi europei costi per importi sovraffatturati o in alcuni casi per operazioni addirittura inesistenti. Per questo è scattato il sequestro di somme di denaro e di beni per circa €165.000 per indebita percezione di erogazioni pubbliche e malversazione e la denuncia nei confronti di 3 palermitani, 2 donne di 29 e 34 anni e un uomo di 38 anni, legati alla società palermitana La Master Arredi, che opera nel settore del commercio di generi alimentari e di arredi da bar, riconducibili al brand internazionale del caffè Bacio Nero. Secondo l'accusa, inoltre, una delle società beneficiarie avrebbe richiesto e ottenuto in parte un contributo di importo superiore rispetto a quello spettante in base ai requisiti realmente posseduti. Oltre a denunce e sequestro sono stati anche bloccati i pagamenti di ulteriori contributi che erano in arrivo. Controlli della Guardia di Finanza di Siracusa a pochi giorni da Halloween. Oltre 53.000 articoli tra giocattoli e decorazioni per la festa sono infatti stati sequestrati durante un'operazione finalizzata a contrastare la vendita di prodotti non sicuri e non conformi alle normative vigenti. Le indagini hanno riguardato 2 esercizi commerciali di Lentini e Francofonte. I prodotti ritirati dal mercato erano privi della marcatura CE e non rispettavano le norme di sicurezza previste dal Codice del Consumo. Andiamo a Catania, controlli dei carabinieri dei NAS che hanno denunciato il titolare di uno storico bar pasticceria di via Etnea per violazioni nel settore igienico-sanitario. Secondo quanto reso noto, i militari avrebbero trovato il laboratorio di produzione e stoccaggio degli alimenti in pessimo stato di manutenzione. I locali presentavano tracce di unto e sporco pregresso e c'erano escrementi di topi. Riscontrata la presenza di blatte, l'attività è stata sospesa. Noi adesso ci fermiamo per una pausa, torniamo tra pochissimo per parlare della festa dei morti, appunto, che si farà a Catania. Siamo tornati in studio e andiamo alle agenzie. Nuova truffa compiuta da finti carabinieri e agenti di polizia che è fruttata, pensate, ben 30.000 euro. La tecnica sempre la stessa. Si presentano a casa di un'anziana, comunicano alla donna che il figlio ha avuto un grave incidente e che servono soldi per aiutarlo e non farlo andare in carcere. La truffa, l'ennesima come dicevamo a Palermo, è andata ai danni di una donna di 90 anni che abita in via Generale Antonio Baldissera. La donna è stata presa dal panico e ha secondato le richieste del truffatore, che è uscito dall'appartamento, come dicevamo, con un bottino di 30.000 euro in denaro e gioielli. E adesso cambiamo decisamente argomento. La fiera dei morti a Catania ci sarà, problemi burocratici assolutamente risolti, soddisfatti i catanesi. Sentiamo Giusy Lazzara. Possiamo dire finalmente che la fiera si farà, inizierà domenica prossima alle 10:30, verosimilmente ci sarà l'inaugurazione con il taglio rituale del nastro. Tradizione rispettata dunque da domenica 27 ottobre al 4 novembre nel parcheggio scambiatore Fontana Rossa i catanesi potranno organizzare l'irrinunciabile visita alla Fiera dei Morti, per la quale si era temuto uno stop che si spiega così. Sono arrivate solo 2 offerte, una delle 2 a dire il vero non era un'offerta per l'organizzazione
l'iscrizione ma per la partecipazione era una signora di Trapani, che abbiamo dato il nominativo agli organizzatori. Catanesi soddisfatti. Se si fa in extremis va bene lo stesso, perché si faccia, perché è una tradizione, chiamano tutti i catanesi. Si deve fare, perché è una tradizione che ogni anno per i catanesi è importante. È una tradizione catanese e il catanese dovrebbe andarci a vederla, insomma. Mentre sui luoghi 30 operai sono al lavoro per l'installazione degli stand, si vara anche un piano per la mobilità. La mobilità sarà curata dal collega Alessandro Porto e stiamo prevedendo dei varchi per quanto riguarda l'uscita dall'asse dei servizi con degli agenti della Polizia Municipale, e il parcheggio verrà fatto nella zona di via Forcile a scendere verso il parcheggio di Fontanarossa, dove c'era l'ex mercato ortofrutticolo. E da domani torna in tour il TRAC Tour, la Banca del Cuore, nella campagna di prevenzione cardiovascolare gratuita. Ma sentiamo Simona Mazzone. Parte da Catania l'8ª edizione del TRAC Tour Banca del Cuore, la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare che offre screening di prevenzione gratuita per i cittadini. A Catania il Jumbo Track sosterrà nel piazzale del centro fieristico Le Ciminiere dal 25 al 27 ottobre. Chi deve fare prevenzione cardiaca? Tutti, anche noi, ogni giorno bisogna fare almeno dopo i 40 anni un esame cardiologico completo di screening che permetta, come facciamo noi con una semplice goccia di sangue presa da un dito, di fare il profilo di tutto il colesterolo, soprattutto quello cattivo, quello LDL che fa venire l'infarto e l'ictus cerebrale, ma anche l'uricemia, che è un importante dato che dà il concetto dell'infiammazione che è alla base dell'infarto, dell'ictus, del cancro, e della glicemia, perché sappiamo che molti sono diabetici ma non sanno neanche di esserlo. Il TRAC Tour Banca del Cuore poi si sposterà a Vittoria dal 29 al 31 ottobre, alla Fiera Emaia a Trapani dal 2 al 4 novembre in piazza Vittorio Emanuele. E adesso ci fermiamo ancora per una pausa e nell'ultima parte del nostro telegiornale parleremo di calcio, in particolare del Catania. A tra poco. Siamo al calcio, il Catania è pronto ad affrontare le 3 partite in una settimana che le attende, a cominciare da quella di domenica contro il Latina. Toscano potrebbe fare giocare titolare inglese. Francesco Triolo. Latina, Turris e Messina, il trittico di partite che attende il Catania, che può dare ai rossazzurri una svolta al campionato. Gare tutte alla portata della squadra allenata da Mimmo Toscano, che ha l'occasione di mettere in cascina punti pesanti nello sgomitare in alta classifica. Gli impegni ravvicinati possono essere un problema, ma Toscano è pronto a fare leva su tutti gli uomini a disposizione in questo momento, e poi, giocando 2 volte al Massimino, i rossazzurri potranno contare anche sulla spinta dei propri tifosi. Si comincia però con la partita contro un Latina reduce dalla sconfitta contro l'Altamura, che è costata la panchina a Padalino. I laziali a tutt'oggi sono senza un vero sostituto e quindi anche indecifrabili su come arriveranno al Massimino. Un aspetto da tenere in considerazione: il tecnico etneo dovrebbe mescolare le carte a cominciare proprio dalla gara di domenica. Nella valutazione dello staff c'è l'impiego di Carpani dal primo minuto, ma soprattutto quello di Inglese, che da subentrato ha sempre fatto gol, ma domenica potrebbe giocare da titolare, prendendo il posto inizialmente di Montalto, partito dal primo minuto a Foggia. Da stabilire anche chi lo affiancherà tra Stoppa ed Andrea, entrambi alla ricerca del primo gol stagionale. Adesso al Palermo, che è al lavoro per la gara di sabato al Barbera contro la Reggiana. Dionisi sorride, Verne torna disponibile e ci sarà Marco Gulà. In vista del match contro la Reggiana, le buone notizie per Alessio Dionisi arrivano dall'infermeria. Valerio Verre c'è e spera di essere l'arma in più per la sfida di sabato. Il centrocampista del Palermo sembra aver recuperato totalmente la botta di Modena, che lo aveva costretto a lasciare anzitempo il campo. Un recupero in extremis, quello di Verre, tra i migliori dello scorso match, e ora possibile candidato per il prossimo incontro. I cali di concentrazione del Palermo in determinati match rappresentano un difetto di fabbrica per la compagine rosanero, che però non può più permettersi passi falsi.
Sicuramente è importante non perdere terreno e cercare nelle prossime partite di fare risultati che ci permettano di avvicinarci alle prime posizioni. Penso sia importante, se noi vogliamo fare un campionato di vertice, dobbiamo fare uno switch in tal senso e da parte nostra c'è tutta la volontà di farlo. Switch, cambiamento che Dionisi vuole già a partire dal match di sabato. Brunori corre verso una maglia da titolare di Francesco Insigne, dovrebbero supportarlo in avanti. Adesso veniamo al calcio a 5, buona la prima per la Meta Catania che all'esordio in Champions batte i lussemburghesi del Differdange. A segno Pulvirenti e Bocao, stasera la sfida al Leeds, diretta anche questa sera su Telecolor a partire dalle 20. Sentiamo. Buona la prima per la Meta Catania che davanti ad oltre 2000 spettatori batte i lussemburghesi del Differdange nel match d'esordio di Champions di calcio a 5. La vittoria per cominciare nel migliore dei modi e puntare dritto al primo posto che garantisce l'accesso alla fase clou della competizione europea. Primo tempo di marca rossazzurra con tante occasioni fallite d'un soffio, ma sono proprio gli ospiti ad avere la chance per passare in vantaggio. Reis però si fa ipnotizzare dal pararigori tornatore. Nella ripresa la Meta sblocca il risultato con una stoccata di Pulvirenti che fa esplodere di gioia il Palacatania. Poco dopo i padroni di casa potrebbero raddoppiare, ma Musumeci manda sul palo il pallone del 2-0, che poi arriva allo scadere con un destro di Bocao che passa in mezzo alle gambe del portiere. Secondo atto per la Meta Catania, campione d'Italia, oggi con gli austriaci del Linz per continuare a rincorrere il sogno Elite Round. Calcio d'inizio alle 20:30, diretta su Telecolor a partire dalle 20. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata.